Apprezzamento all'agrigentino Arturo Tortorici per l'elezione come vicepresidente vicario nel Consiglio direttivo della Sicilia occidentale all'interno dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Un incarico prestigioso che testimonia l'impegno di Tortorici, già consigliere comunale per diverse consigliature ad Agrigento e presidente provinciale dell'Associazione dei Mutilati per Servizio. L'impegno di Tortorici al servizio della comunità agrigentina rappresenta il tassello finale iniziato oltre 30 anni addietro verso questa associazione che veniva costituita nel 1945 a Roma con regolare atto notarile e 2 anni dopo avrebbe preso la denominazione di Unione Nazionale Mutilati per Servizio. Un'associazione concepita in periodo di guerra, quando il tenente Andrea Gasparri rimase mutilato di ambedue le mani per lo scoppio di una bomba. Fu proprio Gasparri a dare vita nella sua abitazione alla prima organizzazione e rivolgere il primo appello agli italiani, e pian piano si arrivò alla costituzione delle associazioni in ogni capoluogo di provincia. L'Unione Nazionale svolge le funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici dei mutilati e delle loro famiglie presso le amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Nei giorni scorsi, infatti, l'elezione di Tortorici, che andrà a coordinare l'associazione insieme al presidente Camillo Frizza e al suo vice Domenico Mondello, riunione partecipata svoltasi a Palermo con la presenza di tutti i delegati regionali e del presidente nazionale dell'associazione. Dicevo, cari delegati, io vengo da Agrigento e vengo qui con onore e con orgoglio. Vengo perché l'UMSI ce l'ho nel cuore. Se mi consentite, io ho 66 anni e sono 47 anni che sono iscritto all'UMSI e 30 anni che faccio il presidente, ma non l'ho fatto per volere, perché mi hanno delegato gli altri, perché sono soddisfatti del mio lavoro che faccio nella mia sezione provinciale di Agrigento.